Michele, siamo online, ci dà l'ok Michele che siamo live qui nel pre-gara. Avete fatto presto Jesolo e Cosmos 9, siete usciti prima del dovuto, tra poco suonerà la sirena. Beata lei che tromba comunque ogni volta al palazzetto. Con i tecnici c'è il vice dello Jesolo e il tecnico del Cosmos 9 con un duro bacio per raccontare la partita, finalmente è suonata. L'ultima semifinale di oggi, partiamo da te Roberto, prima abbiamo visto una partita tirata, intensa, anche bella tosta. Cosa aspettarci e cosa fare per andare nella finale di domani contro il Marco Polo? Stasera affrontiamo una grandissima squadra, dobbiamo essere perfetti se vogliamo arrivare a domani. Credo sia una partita dove non potremo sbagliare niente, speriamo di regalare un bello spettacolo al pubblico presente. Zuccon Moro comunque 2 piedini in più per te che fanno bene. Sì, siamo usciti sul piano ostacolo di ieri dove eravamo in emergenza, oggi non ne abbiamo 2, fuori ne abbiamo 1, però 2 pedine importanti che rientrano in organico e cercheremo di sfruttarne al massimo. Udi, chiedi di casa Jesolo cosa vogliono fare questa sera. Sì, buonasera mister, avete giocato anche ieri, quindi sarà molto importante anche la condizione fisica oggi, come pensa che sarà possibile gestire questa partita? È una bella domanda perché ieri è stata una partita tirata, ben giocata da entrambe le squadre che ci ha messo a dura prova, tanto è vero che l'abbiamo risolta solo nei secondi finali, quindi è stata dura e lo sarà anche stasera. Grazie ragazzi, grazie mister. Metteteci tutto il tempo che volete, io ho già mangiato, in bocca al lupo per la partita al mister che si abbraccia, ci vediamo più tardi, ciao, buona partita. Udino, abbiamo visto pochi fuochi d'artificio in fatto di gol nella prima partita, ma che ha rischiato poi col finale thriller di portarci ai rigori. Cosa ci aspettiamo da quella che è stata la prima contro la quarta del torneo? Sì, abbiamo già visto ieri il Futsal Jesolo chiudere la partita nei secondi finali, ci aspettiamo tanta qualità in campo anche in quella che sarà l'ultima semifinale che andrà poi a decretare la seconda finalista, andrà a scontrare domani il Marco Polo e quindi ci aspettiamo sicuramente una grande partita ancora, speriamo di poter vivere delle belle emozioni e soprattutto dei gol in più, come dicevi tu, però sicuramente una partita equilibrata anche quella tra i Futsal e Jesolo, appunto. Allora, questa è l'ultima partita di quest'oggi, terza giornata, ci avviamo alla nostra 12ª diretta, ma ricordiamo anche già gli appuntamenti per domani perché sempre live sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti, ho sempre detto Futsal Veneto di cui era lì che cercavo, Lega Nazionale Dilettanti. Domani proveremo il tutto alle 14 con la Supercoppa tra Verona e Antenna, alle 16:30 Arziano Mestre Felice e poi alle 19 ci sarà il Marco Polo contro la vincente di una tra queste due squadre qui questa sera. Domani saremo qui live, Stavo Tostoni e Udino Baggio che ha un gran cognome, ci sentiamo tra una decina di minuti live qui sempre nella Bel Bottega Arena. E restate connessi, mi raccomando, non andate a letto. Assolutamente, ciao.
l'ultimo atto di questa Final 8 di quest'oggi, domenica, giorno di semifinali, con Cosmos 9 maglia gialla e Futsal Jesolo con la maglia granata, che vanno a caccia del pass per la finalissima di domani sera alle 19, dove c'è già seduto comodo sul divano il Futsal Marco Polo. Stefano Testoni e Udino Baggio, buonasera a tutti. Futsal Marco Polo che ha appena battuto qui sul campo della Belbotela Niti Vicinalis con i gol di Callegari e Bolgan, e quindi si è aggiudicata un posto nella finalissima. Prima della partita ancora il minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi. La prima e la quarta del girone di andata, un girone che ha visto le due contendenti di questa sera pareggiare 3-3 con la doppietta di Zuccon da una parte, Zuccon capitano che rientra dopo la squalifica scontata ieri, dall'altra parte invece 2 gol per Raffigna, ammonito in diffida, deve fare attenzione in caso di passaggio del turno. Gara diretta dai signori Albertini di Padova, Baruffi di Treviso, al crono Pesce di Mestre. Cosa ci aspettiamo, Dino? Un'altra partita bollente ci attende di fronte a noi. Arrivato in semifinale il Cosmos 9 battendo per 3-2 l'Infinity Godego, altra squadra di casa che fa compagnia al team Giorgione qui alla Belboté, si condividono il palazzetto, mentre il Futsal Jesolo all'ultimo secondo ha battuto con il gol di Digao, che ha trovato la doppietta, e anche l'MVP, l'Union Borgo P5, due squadre che si equivalgono, secondo in campionato 11 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte per il Cosmos 9, Futsal Jesolo 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Secondo miglior attacco dopo proprio la finalista Marco Polo, il Futsal Jesolo. Salutano intanto i giocatori in campo con le immagini di Futsal Veneto TV, la gara in diretta live sulla pagina YouTube del Divisione Calcio 5 regionale FGC del Veneto. Oggi il Beppi Ruzza si è preso una pausa, ma lo avremo sicuramente domani. Il quintetto intanto con mister Tosin che schiera Panicolo tra i pali, Filippin, Moro, Hamza, Zuccon. Moro e Zuccon rientrano quest'oggi nel quartetto di movimento. A disposizione in panca Robazzi, secondo portiere Sagne, Arazza, Alessio, Tosetto, Viero e Bertazzo. A Paolino il quintetto del Futsal Jesolo. Mentre vediamo entrambe le squadre riunirsi per l'urlo di carica prima della partita, eccolo qui il quintetto scelto dal mister del Futsal Jesolo con Baldresca tra i pali, Raffigna, Alemao, Digao e Silon. A disposizione per Alessandro Peruzzetto c'è anche Sakirovski, Rajak, Marletto, Alves, Raffigna, appunto Selin e Munteanu. Due quintetti di spessore per la formazione, per le due formazioni che vogliono il pass che porta alla finalissima di domani. Abbiamo sentito mister Tosin, il vice dello Jesolo, prima della partita. Si danno il 10, sfida importante, c'è molto verdore intanto nel quartetto di mister Alessandro Peruzzetto. Chissà se per scaramanzia non vuole venire ai nostri microfoni, vedremo domani se sarà costretto ad esserci oppure se toccherà a Tosin 40 minuti per capire tutto ciò, nel caso anche i rigori che ancora non abbiamo visto, ma intanto arriva il fischio, si parte. Anche Baldresca probabilmente avrà dovuto imparare un po' di brasiliano. Proprio il numero 30 che va a prendersi il primo pallone, a rilanciare il gioco dei suoi per Alemao. Raffigna muove il pallone, il Futsal Jesolo. Attenzione al tiro in corsa di Alemao, ancora un tiro che costringe Panico
A volare subito in tuffo in calcio d'angolo. Subito chiamato in causa qui Panico. La conclusione di Alimao, sì, la rivediamo subito. Ha toccato, probabilmente il pallone andava a finire in porta. Per Silon, ancora una deviazione. Anche in questa partita numerosi tamburi li sentite qui presenti alla nostra sinistra. I tifosi cosmici arrivati da 9 hanno scandito le parole dello speaker qui di casa di Godego, Vincenzo, cognome? Morandin, perfetto. Mio collega anche nelle telecronache del team Giorgione. Moro intanto Filippin, Moro e Zuccone che sono rientrati dopo le rispettive squalifiche. Zuccone squalificato dopo la scorsa Final 8. Moro invece che va a calciare con la divisione di Silon. Moro ha preso 3 giornate con la compagnia in quella rocambolesca sfida contro il Bissuolo che dava l'accesso alla Final 8 poi che ha visto in Serie B la compagnia affermarsi in semifinale contro la formazione lombarda dell'Energy. Attenzione qua il tiro, la deviazione, ancora il pallone che resta lì. Hamza non tocca, dunque c'è laterale Cosmos. Dietro per Zuccon, 24 gol per lui nel campionato, il miglior marcatore della C1 del Veneto. Filippin, questo degli straordinari, lo scambio poi con Moro, i due giocavano appunto l'anno scorso insieme, tra l'altro due che hanno vinto la B l'anno scorso proprio su questo campo, nell'ultima giornata con il penultima giornata contro il team Giorgione, la squadra che segui tu, e io li seguivo dall'ospedale, porca panetta. E chissà che non porti fortuna. Sì, ragazzi. L'ospedale? Ah no, pensavo. Hamza il tiro! Sono visto all'ultimo Maldresca, ottimi riflessi del 30 Iesolano. Sì, lo rivediamo qui ancora Hamza, sempre sulla sinistra, va a puntare Silon, a partire una puntata. Hamza pronto, Maldresca. MVP di ieri, palla in mezzo, ancora respinta da Rafinha. I due MVP, Hamza e Alemao, entrambi in campo. Ancora Hamza a scambiare con Zuccon. Moro, Zuccon ancora. Non abbiamo dato a Alemao l'MVP dello Jesolo. Alemao, sì. Alemao, non lo ricordavo. Sì, Alemao e Hamza. Hamza, anticipo proprio di Alemao, che serve Rafinha, che va via veloce, lo scambio a destra per Digao, è entrato ora nel vivo dell'azione, palla dietro per Silon, uno dei due ultimi arrivati assieme a Dunker Alves. Alla corte di Mister Peruzzetto qua, ottimo lo scambio, il gol del vantaggio! Rafinha! 2 minuti e 17 Jesolo avanti. Blocca subito la partita, numero 47, va a segno Rafinha, una grandissima azione costruita alla perfezione con il cilindro. Lo rivediamo ancora qui, Rafinha d'esterno per Digao, per Silon, scusate, che gliela restituisce. Arriva ancora Rafinha, la scarica sotto le gambe del portiere Panico e quindi 1-0. Subito gol dopo 2 minuti con Hamza che prova subito a rispondere per la formazione oggi di casa, che ha chiuso al primo posto, scavalcata in classifica dal Marco Polo prima finalista, poco fa ha battuto 2-1 il Miti Vicinalis. Ma ancora Alemao per lo Jesolo a portare avanti il pallone. Alemao, movimento palla per Digao, ancora Alemao, pronto con il 9, intanto Sakirowski, primo cambio di questa sfida. Silon si gira, Panico non trattiene, ma poi si prende il pallone in un secondo momento. Respiro di sollievo per Mister Tosin, che comunque controlla impassibile in piedi il gioco dei suoi. È andato a prendersi la responsabilità Rafinha, il marcatore più prolifico dalle file iesolane. Il break di Alemao che sfrutta un passaggio errato, Silon in mezzo, il pallone, Panico in 2 tempi. Zuccon aspetta però l'aiuto dei compagni. Gianluca Zuccon palla avanti verso Nicolò Filippin che si gira, punta Alemao, Filippin lo guarda,
va sul fondo, ma Alemao non casca nel tranello, palla per Digao, un 3 contro 2 Jesolo, Digao serie di finte, va a servire Silon, Alemao, Rafinha, autore del gol che decide la partita, fin qui del vantaggio, raddoppio! Penso sia un autorete sul tiro di Rafinha, quanto sta che arriva il 2-0, lo vediamo nel replay, forse Hamza ha toccato, gol comunque da dare a Rafinha. Sì, adesso lo rivedremo anche dal replay, se il pallone era destinato in porto o meno. Eccolo qui, la palla scaricata su Rafinha, che scarica la botta, sì. Hamza la devia nettamente e quindi non può evitare il gol, non riesce a parare il portiere Panico. Siamo sul 2-0. 4 minuti e già 2-0. Risultato che si fa già pesante per il Cosmos. Cercano i tifosi di spronare i giocatori di Mister Tosin. Zuccon va via sulla corsia laterale, poi viene fermato dal numero 9 Sakirovski. Ottima Che partenza. inizio dello Jesolo. Ottima partenza appunto del futsal Jesolo. Ha messo subito le cose in chiaro. Vuole la finale. Hamza. Salta Alemao, Hamza, scarica a sinistra per Filippin che non trova i compagni, poi il pallone recuperato in fase laterale, l'ultimo tocco proprio del 7 giallo-blu, già battuto l'out, pronto anche ad entrare Monteanu. Alemao, gioco di gambe che però porta il pallone in fase laterale. Che partenza Jesolo! Annichilito il Cosmos 9, non pensava a una partenza del genere, già sotto di 2 gol, quindi dato deviazione di Sakirovski sul tiro dalla distanza di Hamza. Si è messo in modalità muto anche il pubblico a sostegno del Cosmos 9, è giunto fin qui, era partito con i tamburi, adesso il gol del 2-0 non dà speranze. Qui anche un errore. Partita comunque lunghissima ancora. Sì, manca tantissimo, mancano 35 minuti 10 secondi, ma anche in questa occasione il Cosmos ha fatto vedere una scarsa lucidità, ha regalato un pallone che poteva benissimo amministrare ad uno Jesolo che invece adesso si riporta in avanti. Monteano, Alemao, Rafinha, Sakirovski si fa vedere, riceve il pallone del numero 47, autore, diamo un gol e mezzo a Rafinha. Sì, abbondante. Un e mezzo abbondante. Chiaro, sicuramente il tiro non era pericoloso, però No, però c'è stata la deviazione che ha dato problemi dritto per dritto, ma la direzione di Hamza è stata però decisiva. Filippin ad imbucare per Zuccon che trova Baldresca, c'è la risposta cosmica. adesso ha fatto bene il pallone qui Zuccon, che adesso va a mettere in mezzo il calcio d'angolo. Hamza scordinato, non riesce nel tentativo di battere il pallone. Alemao protegge la sfera, Sakirovski, Rafinha lancia lungo per Sakirovski, sono in 2, esce anche Panico che rischia di andare a travolgere anche il signor Albertin di Padova che si è trovato sulla traiettoria. Rivediamo ancora qui la palla messa per Zuccon, esce molto bene Baldresca. Sakirovski sul punto di battuta per Monteano, non c'è la distanza secondo il numero 10 Granata, fa giocare il direttore di gara, altro rischio qui, Filippin riesce a tenere il pallone, Baldresca rilancia lungo, Panico se lo chiama e fa ripartire i suoi dando palla comoda a Zuccon. Sì, 6 minuti, ancora poca l'intensità messa in campo dal Cosmos 9. Vediamo se il mister effettuerà qualche cambio, Tosin Roberto. Non c'è ancora nessuno in piedi, Filippin intanto allo scambiare con Hamza, Filippin spinto indietro, rischia qui palla per Zuccon che recupera il pallone dopo l'intervento maldestro di Alemao, applaude Filippin che vuole dare la carica ai suoi, Filippin va via sulla corsia, salta l'uomo Filippin e poi Baldresca. Cosa aveva fatto qui Filippin? Con il lato di Baldresca fa venire il pallone Monteano, a sua volta fermato. Cosa ha fatto Filippin? Che gran parata di Baldresca, anche un po' di culo perché l'ha fermata con il sedere. Salvo che Filippin tanto ha lo spazio per avanzare a provare un tiro verso il secondo palo che non va a buon fine. Primo cambio intanto fuori proprio Filippin, dentro c'è Alessio. Non va ad impensierire Baldresca con l'ultimo tiro Filippin, ma con l'azione precedente era andato via un uomo, poi appunto fortunato il portiere in maglia verde e si resta sul 2-0 quando sono passati 7 minuti.
all'inizio della partita. Pronto a rientrare tra l'altro Unger Alves, Rafinha e Lemao, gli unici due del quartetto di partenza dello Jesolo ancora in campo. Intanto arriva anche il fallo di Hamza, una spinta, viene subito placato dal direttore di gara, il signor Albertini di Padova. Hamza che deve stare ammonito, deve stare attento, è stato ammonito. È stato troppo veloce qui nel pensare. Digao, Rafinha, è uscito Lemao intanto, Sakirovski va sul lato, c'è deviazione, fa fatica il Cosmos, Jesolo che ha il predominio del gioco fin qui, dopo 7 minuti e mezzo. Digao ancora a tagliare tutta l'area, non c'è alcuna deviazione, sì, ma ancora pericoloso. L'impressione è quella che ogni volta che il Futsal Jesolo arrivi dalle parti dell'area difesa da Andrea Panico possa impensierire il portiere e sia molto pericoloso, appunto. Hamza per Moro intanto, Zuccon, Hamza, Audak, palla per Alessio che va sul fondo, viene però fermato, va a sbattere contro le spalliere da Belbotte Arena, teatro per il terzo anno di fila delle Final 8 di Coppa C1 e C2, domani l'ultimo atto finale con 3 partite dalle 14, sempre live in diretta sulla pagina FGC del Veneto. Qui intanto recupera Monteanu e Panico vola alto, E ancora un'altra occasione Jesolo con Monteanu che si sposta il pallone, ha spazio e fa partire un bolide. Monteanu si lancia, la palla termina in angolo e viene battuto ora con la palla in mezzo per il Rafinha. pallone che resta lì, giocata di Alessio che permette però di Digao e ha ancora deviazioni in corner. Moro un po' sconsolato, apre le braccia come dire non ci posso fare nulla. Fin qui sì, dominio Jesolo, vediamo Digao anche adesso. ancora su Panico, Rafinha si prende il pallone, maggior cattiveria fin qui dello Jesolo anche nelle seconde palle. Rafinha, Digao fermato questa volta da Moro che cerca di correre, c'è comunque deviazione, Spazza via Rafinha, lo rivediamo ancora qui il tiro di Digao con la parata. pronto a far ripartire il cronometro, 11:30 da giocare, 2-0 Jesolo avanti. Forse tra le varie partite che abbiamo visto questa con il break decisivo subito in avvio è una novità in questi primi 3 giorni di Final 8. Si è acceso subito questo match, anche regalandoci spettacolo, anche i nostri amici a casa. Ancora una giocata perfetta, Ferberto poteva scaricare prima E perde quel tempo a razzo. l'errore, con Baldresca però che si prende il pallone, aveva toccato Silan. Ha perso il tempo qui a razzo, poteva servire Alessio che si era allargato sulla sinistra, ha scelto la via personale. Ed ora il pallone torna alle Sakirovski, file. Monteanu, no, forse Unger Alves appena entrato in campo, sì, è il numero 11, Unger Alves che tocca il pallone anche in questo momento, deviazione in laterale del numero 17 Mezzara Raz. Finisse così la partita, domani ci sarebbe un derby tutto veneziano, Silon e ancora Panico, ci sarebbe un derby tutto veneziano in finale. Faranno qualcosa i vicentini del Cosmos però, anche se soffrono ancora la pressione della squadra di mister Peruzzetto quando se ne sta per andare anche il 10° minuto di gioco. Buona qui l'uscita a Cosmos con Nerazzarrai che perde lo sprint giusto, poi il rischio di contropiede, cosa hanno fatto i Cosmici, un 3 contro 2, uno pazzesco, qui bravissimo Panico che viene fermato il gioco per un fallo, una scivolata di Unger Alves. Certo non ha avuto la cattiveria, ma in questi casi E infatti sì, dà sempre fallo qui sportivo anche Unger Alves che va a chiedere scusa a Panico che si è prontamente rialzato. 10 minuti scarsi al termine, ancora poche occasioni viste per il Cosmos 9 che deve fare qualcosa di più. Zuccone a diventare per Raz, mamma mia, aveva anticipato Baldresca
ottima giocata, l'invenzione di Zuccon. Raz però arpiona il pallone ma non lo trattiene. Ecco, qui con grande visione trova un lancio bellissimo il numero 10 Zuccon. Silon dietro da Sakirowski. Unger Alves si fa vedere Di Gao ma torna dal 9. Unger Alves, palla per Silon, Moro in laterale. Arriva intanto il pallone che si era perso nella retroplanchina dello Jesolo, che torna a far possesso palla. Silo. E intanto non l'avete visto inquadrato, c'è Ale Mao che stava parlando con Valdresca per dargli indicazioni di allargarsi in fase di possesso. Raz, Moro, Filippi intanto tornato in campo, palla per Raz che viene fermato ancora in laterale, voleva un tocco di Raz, Silo non è il collo di direttore di gara, già battuto l'out. Hamza vuole andare via su velocità su Di Gao, Hamza ci riesce, va via, trova però l'esterno della rete, c'è una deviazione, dunque sarà corner. E deve affidarsi anche agli sprint, alle qualità di Oudak Hamza, autore di un assist e un gol nella precedente partita. Proprio Hamza sul battuta del calcio d'angolo. Raz, Moro, ancora per Hamza, Moro, giro palla insistito, palla per Hamza che viene anticipato da Sakirowski. Di Gao va ancora dal 9 che gira verso Silon, bravo a deludere dall'intervento difensivo Moro. Di Gao spinto da Hamza, si continua, 8:20. Unger Alves che stavolta fermato da Filippin che scarica per Moro, giro palla ora con il Cosmos che deve cambiare marcia, deve togliere il pilota automatico e mettere il manuale per riaprire una partita che vede lo Jesolo con diciamo, come si potrebbe dire, insomma, meritatamente avanti 2-0. Sì, un'ottima conduzione fin qui della partita da parte della squadra allenata da Peruzzetto. Ha trovato 2 gol importanti subito, ma soprattutto anche una serie di occasioni. Sì, perché altri 2-3 interventi importanti di Pannico ci sono stati, il risultato che poteva essere anche ben più largo di quello. Adesso Hamza ancora, Hamza che deve stare attento, non deve farsi prendere dalla foga agonistica, deve essere lucido in quanto ammonito. Filippino intanto si perde il pallone, lo recupera Di Gao che prova a ripartire, Filippino ritorna, si riprende il pallone, viene fermato da Di Gao che si prende anche il giallo. Si sono tirati entrambi la maglia, ma è stata più vistosa la tirata di Di Gao che esce dal campo, entra e fa il suo debutto quest'oggi capitano Gianmarco Biondo. Ecco qui rivediamo il replay. Sì, Di Gao che poi e la munizione però tiene Filippin e stava andando verso la porta. Sì, non era un'occasione da gol sicuramente, però questa è la decisione dell'arbitro Baruffi di Treviso. Albertin di Padova, mannaggia, bisogna che stai attento a tutto. Vai tranquillo Udino, tanto punizione è la seconda per la squadra di casa, diciamo, del Cosmos. Lo schema con va a buon fine, recupera subito il pallone per ripartire in velocità Silon, ma poi il campo finisce laddove c'è la linea nera, dunque laterale. Si danno il 5 Hamza e Silo, anche un abbraccio. Hamza batte l'out, qualcosa da ridire di confronto del direttore di gara che non ha forse gradito l'abbraccio tra Hamza e Silo, che forse si erano toccati in modo involontario. Qui tanto va via Hamza va sul fondo e il sinistro è ancora Valdresca che arpiona il pallone. Sì, a fondo interessante questo da parte del Cosmos 9, c'era in mezzo anche Zuccon, no, il numero 7, scusate, Filippin. 6:40, 2-0 Jesolo che fa ancora possesso
palla di Silon, bella per Unger Alves sul fondo, ancora Silon, il pallone che resta lì, non c'è il rigore, ma arriva il tris di Capitan Biondo, forse il primo pallone che ha toccato e tutti ad abbracciare una delle figure storiche del futsal jesolo. 3-0 a 6-26, davvero duro adesso. Sì, felicissimo, si risiede in panchina al numero 11 Unger Alves dopo aver conquistato palla e messa in mezzo. È stata richiesta anche una mano, poi alla fine arriva il capitano Biondo che sigla il 3-0. È partita fin qui a senso unico. Deve cambiare assolutamente qualcosa mister Tosin Roberto negli spogliatoi, perché fin qui anche prima ha a disposizione un time out, vediamo se lo andrà a chiamare. Intanto perde ancora il pallone, lo recupera il numero 10 Monteano, va bene per Razza che ferma l'avversario. Alemao, Monteano, gioca di fino nello jesolo, Biondo per Monteano, lasciato solo il palo, a dire di no, era solo però, era solo. Certo è che l'impressione è che ogni volta che il futsal jesolo voglia alzare i giri, rivediamo intanto il palo sbattuto da Monteano. Fa quello che vuole, ma intanto per Raz che viene fermato, Monteano recupera, chiama in causa Biondo, che rischio, Filippin ci ha messo la punta del piede, Baldresca può baciare il pallone che è uscito di un nulla, rivediamo, rischiosissimo qui Biondo. Monteano intanto si è capito che alla nostra destra abbiamo i tifosi dello jesolo, sono sbracciati per protestare per un presunto rigore, poi è arrivato comunque il gol, quindi va bene comunque loro. A sinistra invece silenzio assordante. Razza si prende il laterale, 5 minuti e 8 secondi per cercare quantomeno il gol che potrebbe portare a -2 e riaprire una partita fin qui in predominio assoluto tra i piedi dello jesolo. Per cercare la giocata con i giri giusti il Cosmos 9, almeno per impensierire il portiere in maglia verde Baldresca. Eccolo qui, Esce e serve proprio Biondo anche, bravo a servire Monteano, stavolta Monteano va a calciare e ancora Panico. pensavo che avrebbe riservito il capitano Biondo sulla sinistra, invece Monteano lo spazio che si è fatto ingolosire, ha lasciato partire un gran destro, un missile. il Panico sconsolato. Monteano ancora, deviazione, altra, ancora laterale. Raffigna e Filippin non si mandano lettere d'amore, sono un po' sbracciati, qualche protesta, ancora Monteano, proprio per Raffigna, da dietro ad Alemao, che ha tutto il tempo da prendersi per ragionare, recupera Filippin, ma Monteano si riprende il pallone e poi arriva anche il giallo per Filippin. Ed eccolo, cartellino giallo, altra tirata di maglia, altro giallo. Ed è il primo ammonito tra le file del Cosmos 9. 2 falli pari. 4:30 dalla fine, non ha ancora deciso di chiamare il time out mister Tosin. Intanto c'è la punizione proprio di fronte a noi, in cui ci va alla battuta Alemao. Manca il pallone, recupera Baldresca. Vedremo se sarà stato gonfiato anche il pallone da prima. Tutto esaurito anche quest'oggi nella Belbote Arena, poi sicuramente la regia di Futsal Veneto TV ve la farà vedere, lo spettacolo del Futsal Veneto, seconda semifinale di C1. Alemao, lo scambio per Biondo che va a calciare sull'esterno ed era proprio libero lì Biondo, un paio di metri fuori dall'area, conclusione non precisa però. Intanto Moro, lo scambio con Filippin, è entrato anche Panarotto che ha toccato un pallone
Filippini va sul fondo, non si prende la deviazione, c'è rimessa dal fondo allora con Baldresca, aiutato a trovare il pallone da Alemão. Servirebbe come il pane un gol al Cosmos 9, almeno per prendere coraggio. Fin qui poco si è visto. Qui intanto ci prova a ripartire Hamza, poi Baldresca caccia fuori il pallone dove ha perso in malo modo Biondo, collega di numero del numero 2 Cosmico, palla Zuccone il capitano, ricordiamo sempre l'assenza, ieri era assente anche per squalifica Bau che però ha un problema al ginocchio, patito in avvio di stagione, quindi gradi di capitano per Zuccon. Ieri il capitano era Serban, oggi assente per squalifica, doppio giallo per lui ieri, noto pronto a rientrare Silon. 3:40 da giocare e 3 i gol di vantaggio per lo Jesolo che si prende un nuovo corner. E Jesolo che non ha alcuna intenzione di affrettare la giocata, vantaggio per 3-0. Vuole andare negli spogliatoi con questo risultato sicuramente. O anche arrotondarlo, ci va vicino con Monteano, ma Pannico dice ancora una volta di no. Filippin si prende la sfera, Panarotto, lo scambio con Zuccon, non dei migliori, ma comunque Zuccon il capitano tiene vivo il gioco per i suoi. Hamza torna ancora indietro da Zuccon, no, si tiene il pallone sotto la suola, alza la testa, fa muovere i compagni, un rimpallo, poi dà dalla parte opposta per Zuccon, 3 minuti ancora, Hamza perde il pallone, un secondo momento, poi lo tocca, lo mette in fila laterale, si arrabbia. Sì, non si era allargato nessuno sulla destra. Eccola qui la Belbote Arena, fantastica l'inquadratura con la telecamera da bordo campo, grazie regia. Rafinha, mamma mia, importantissimo l'intervento di Zuccon con Filippin, si apre ora il Cosmos, Filippin e Baldresca, ha toccato a Baldresca, Sì, l'ha toccata importantissima, è uscito in ginocchio, in scivolata. scodellato dato questo corner per Hamza che va a calciare, viene però fermato da Capitan Biondo che si ripropone in avanti, Silon lo vede ma continua a insistere da solo Silon, poi il pallone sul secondo palo, attenzione c'è il fallo di Biondo, è il terzo fallo, avevo guardato il direttore di gara se indicava il rigore, Biondo non protesta, ma anche qui un pallone perfetto di Silon, bravissimo Panico. Sì, una grande conclusione di Silon. C'è la tocca Panico proprio si fa trovare pronto, sfortunato qui solamente Biondo che era già più avanti rispetto al pallone, era già in porta. Intanto in campo così manda anche Sagni, autore di uno dei gol di ieri. Silon fermato proprio da Sagni che gli porta via il pallone, lo scambio con Panarotto che vuole chiudere il triangolo ma non ci riesce, e da Alemão con l'esperienza ferma il gioco e dà tranquillità ai suoi. Un Garalves, Alemão, Silon. 2 minuti al termine del primo tempo, ancora non c'è stato il time out. Alemão si accentra, scarico, poi Sagni viene a prendersi il pallone e Moro per evitare problemi lo scarica dalle parti di Baldresca che gioca subito per Rafinha, ma non affretta lo Jesolo. 3 gol sono pesantissimi, un macigno sul groppone del Cosmos che si difende, ora però deve controbloccare, ci prova con Sagni va sul fondo e Baldresca esce nei modi giusti a prendersi il pallone, a fare partire l'azione di suoi che viene però fermato nuovamente. Zuccon a 1,20, Zuccon si porta sul destro, si prende il corner, cominciamo a avere un flipper qua. E qui chiede scusa a Ungerales perché ha insistito un po' troppo, ha rischiato di far ripartire la squadra avversaria in contropiede. Ha incontrato anche Tosetto, suo errore di cercare di servire Sagni. Guarda anche il cronometro. 1:10, rientra Sakirovski. Continua a guardare il cronometro Silon. Sì, perché allo Jesolo va anche bene passare un minuto in tranquillità, rifiatare, 3-0 avanti, è il Cosmos che deve dar fastidio alla formazione di mister Peruzzetto. Tanto Ungeralves
va a terra, Lanciato letteralmente in panchina. Viene aiutato a rialzarsi, Zuccon, il tiro di Zuccon. E qui egoista Zuccon perché c'era libero sul secondo palo Tosetto che andava servito. 43 secondi di gioco, Moro per Zuccon, ancora della parte opposta verso Tosetto che va a calciare con il sinistro, Alemao morbido per Silon che accelera i giri, palla per il numero 9 Sakirovski che deve rialzarsi in velocità per recuperare la posizione in difesa. Sagne, Zuccon, Moro, quasi Alemao andava a prendersi il pallone, 18 secondi, Moro per Sagne, l'ultimo tocco è di Alemao, quindi corner a 13 dalla fine, arriva ora il time out di Roberto Tosin. Andiamo allora ad ascoltare il tecnico vicentino. Moro, fatti tu, sale, facciamo la 1, sale, vai sulla corsa, vai dentro per primo, Giangi, fai il secondo, viene rimorchio, in piedi chiuderanno sale, palla per Giangi in tiro, ok? Arvise, vai dall'esterno. no, vai dentro, fai primi due, e poi, Giangi, vieni qua incontro, Arvise, a parte il limite dell'area, se la dà a sale chiudi, se la dà a Giangi esce. Rieccoci in campo dopo il time out di Roberto Tosin che ha disegnato sulla lavagnetta lo schema e ha ordinato ai suoi a gran voce come giocare questa palla inattiva a 13 secondi dal riposo. Avanti 3-0 lo Jesolo, palla dietro per Zuccon, uno schema che però non va a buon fine. 7 secondi, Zuccon, palla lunga con Baldresca che ha spinto in modo esagerato Sagne, non se ne sono accorti i direttori di gara o comunque hanno inteso che non ci fosse fallo E lo rivediamo con il lancio lungo, non si vede se c'è la però la spinta. spinta c'è stata. Vabbè, si va a riposo sul 3-0. Partita a senso unico fin qui, nulla da dire. Perfetto, scuola guida, 10 minuti di nuovo, quindi la live della Belbote Arena.
Eccoci di nuovo in diretta, grazie Dino che hai aperto il microfono per assistere al secondo tempo tra Cosmos 9 e Futsal Jesolo. Si parte dal 3-0, un 3-0 pesante in favore dello Jesolo che vuole prendersi il derby di domani per la finalissima che segnerà la Coppa di C1. Sì, partita condotta dal Futsal Jesolo, risultato netto, pesante fin qui. Adesso vedremo nel secondo tempo cosa saprà tirar fuori il Cosmos 9, dovrà sicuramente fare molto di più, entrare quasi nel terreno delle Belbote, perché non abbiamo visto grandi occasioni tra le file in maglia giallo-blu nel primo tempo. Di Gao però per Raffini, anticipato nell'uscita il numero 31 Panico dal suo compagno di squadra Hamza Audak. Raz il tiro sul secondo palo, anticipato Sagne, siamo già dalla parte opposta con Silon fermato da Moro. Era una grande occasione questa. Sì, coraggioso Hamza a partire dalla difesa, ad andare via a 2 uomini, poi c'era il 3 contro 2 non sfruttato al meglio. Ha rischiato ma ha fatto una gran giocata. Non piangere bambino, non piangere, la Befana arriverà domani. Chissà se domani arriveranno anche i dolcetti qui in postazione, magari da casa qualche tifoso ci porterà un paio di caramelline, non chiediamo tanto. Una calza gigantesca. E qui il gioco è fermo. Si tocca le parti intime. Sì, perché il nostro caro Hamza si sta toccando uno dei posti dove non batte il sole. Il direttore di gara ha fischiato i 4 secondi, farà ripartire il gioco. Hamza è a terra, Silon restituirà comunque il pallone, si sta massaggiando, sportivo Silon, a volte però anche questa fiscalità, insomma, a ciripicchiolina. Hamza si stava massaggiando, fermiamoci qui, 19-20, appena iniziato il secondo tempo, nulla di che, tanto in questo avvio c'è comunque di importante da segnalare, il 3-0 di vantaggio della squadra dello Jesolo, che ambisce in alto dopo i colpi di mercato invernali di Silon e Dungar Alves. Palla per Sagne che la mette giù con il petto, il numero 18 del Cosmos protegge il pallone, poi però Raffigna tocca per Silo che fa partire il contropiedi suoi. Di Gao aspetta da dietro Alemao penso non abbia ancora corso, nel senso che lui riceve il pallone dietro, dà ordine, calma, esperienza. Si scarica, torna lì il numero 14 in maglia granata, classe 76 Alemao. 76, 40, quasi 40, sono 49 quest'anno. Hamza Audak 49. Beh, ieri che attenzione a Raz, Nezara Raz non trova lo spazio per calciare, Hamza finta il tiro, lo finta ancora, c'è Silon che lo guarda, si prende il corner. Beh, un paio d'anni fa, 2 anni fa abbiamo festeggiato la gara di addio di un certo Marcio Roberto Brancher, vai a vederti poi i video su YouTube, era un classe 67, aveva giocato fino a 56-57 anni, mamma mia la traversa, con la deviazione di Arraz. È arrivato il tiro il numero 17. Si è preso a traversa penso, no? Sì, ha preso a traversa. Abbiamo rivisto qui timidi affondi e tentativi da parte del Cosmos 9. Però già un segnale di risveglio questo, anche se bisogna fare il gol e lo dovrebbe fare, lo stavi dicendo tu bene. Bisogna fare molto di più per impensierire la porta difesa da Baldresca. Alemao, Raffigna prolunga per Silon, lo scambio con Raffigna, golasso di Raffigna, va via veloce, 2-16 e una puntata imprendibile. Raffigna, lo possiamo già dire, MVP quest'oggi. Si fa partire un bolide dopo l'1-2 con Alemao. Raffigna, grandissima conclusione di punta
sembra sia abituato a fare questi gol. Rafinha, il marcatore più prolifico del futsal Jesolo, grandissimo gol, nulla da dire. Intanto c'è già Zuccon come portiere di movimento, bisogna provarle tutte. Sì, con estrema semplicità è arrivato a scaricare questo bolide di punta sotto l'incrocio Rafinha. Nulla poteva lì Panico, un golasso, ma poi golasso anche per l'azione, perché Rafinha, Sino, Rafinha, il triangolo, che fosse equilatero, Scaleno, Isoscele, non sappiamo, ma certo che ha portato a un gol fantastico. Hamza adesso Jesolo che difende con l'uomo in meno praticamente, perché c'è il portiere di movimento con Zuccon che la maglia con il buco che riceve ora il pallone. Zuccon sul fondo per Panarotto che rischia, poi mette lì il pallone, bravo Beldresca, c'è solo l'angolo. 3 minuti appena dall'inizio. Palla scodellata dietro per Hamza, Audak, Zuccon, ancora Hamza, Panarotto non ci arriva, allora rientrerà Panico. Un po' più sconsolato Zuccon, Sì, d'altra parte 4-0 sotto. assisteremo probabilmente a un continuo scambio. Rafinha, giocata di fino per Digao. Sto ragazzo è da vedere, classe 2005 Rafinha. Sì, è giovanissimo, 2 gol per lui in questa semifinale. Di sicuro non è il più giovane, visti i numeri della Maestra Fenice, anche se lì si cambia di categoria. Hamza, salito da Raz, E appunto Zuccon. sicuramente assisteremo al continuo scambio tra Zuccone e Panico. Panarotto intanto con Zuccon che invita la calma il compagno di squadra numero 42 tra le file del Cosmos. Zuccon, Arraz, in mezzo poi la riapre, Nicola Filippin trova il guizzo giusto, 3 minuti e 41, un gol che serve quantomeno al morale, vedremo se darà quella spinta in più. Intanto Filippin il suo sigillo lo ha messo. Sì, fin qui premiata la scelta di mister Roberto Tosin con l'uomo in più, riesce a trovare il gol del 4-1. Vedremo se riuscirà a fare di più per portare il risultato con un minor svantaggio. Qui tanto rischia Hamza, si porta spasso il pallone, deve correre per mezzo campo, lo scambio con Filippin, Rafinha poi lo tocca, la rimessa laterale giustamente è del Cosmos, rientra intanto Zuccon, 15:47, C'è ancora un'eternità. tanto, e per lo Jesolo 15 minuti con l'uomo in meno, passami questo gioco numerico, non è proprio facile, qui tanto Panarotto ha rischiato. Allora Rafinha va a terra, penso sia stato colpito dal pallone, poi Sì, lo vediamo. viene chiamato l'intervento, entra il vice allenatore Guglielmo Burato che fa un po' da tutto fare, oltre a fare le interviste nel pre-gara. Applausi Applausi del meritati, pubblico. MVP fino a questo momento, cioè, diciamo che a 15 minuti dalla fine abbiamo già l'MVP, vediamo però come va la partita. Insomma, 2 gol e 3 quarti giocate. Doti balistiche da tenere d'occhio qui Sì, per Rafinha. Sakirovski intanto, palla per Silon di Alemao perfetta, Silon bracato da Hamza, ma Silon serve comunque Alemao. Digao arresta la sua corsa, giro palla dello Jesolo, 15 di gioco ancora per le speranze del Cosmos che è l'ha riaperta poco fa. Digao, Alemao, Silon, fantastica azione, quando lo Jesolo decide di giocare non ce n'è per nessuno e c'è il 5-1 di Silon, bomba di mercato invernale. Stavo proprio pensando, lo Jesolo quando toglie i propri uomini chiave è comunque a disposizione degli innesti importantissimi. Adesso ha fatto gol
uno degli uomini migliori del futsal Jesolo, Silon, è risultato ancora ampiamente. Torna sul +4 lo Jesolo. Hamza, Filippino ancora, palla per Panarotto, ci mette un tacco Sakirovski. Filippini stava per trovare, lo rivediamo, il secondo gol, praticamente fotocopia. Poi Panarotto, c'è la deviazione in corner, comunque con i cosmici che possono provarci ancora. Palla dietro per Zuccon, Moro, Zuccon sul fondo per Panarotto, costretto a dare indietro Zuccon, sulla pressione di Sakirovski, scarica comunque su Moro, Filippin, Moro, Filippin, qui rischia Filippin, poi Moro mette in fallo laterale, chiede scusa a Filippin che aveva regalato un pallone praticamente a Silon, Alemao intanto per Sakirovski. Ecco, non sarà facile per il futsal Jesolo giocare questi 14 minuti rimanenti con l'uomo in meno, tra virgolette, però in caso di errore la porta è sempre sguarnita e quindi la giocata di Hamza per Filippin che non trova la porta, si arrabbia Hamza, si arrabbiano anche gli amici qui sotto in tribuna. E qui legge male la situazione Filippin. Intanto resta in porta Zuccon con Sino che va a calciare, la parata di Zuccon, sa anche parare Zuccon. Si ricomincia con Zuccon che conduce il pallone, lo scarica, poi la palla arriva a Filippin, ancora Zuccon. Zuccon, Panarotto sul secondo palo, l'avevo vista dentro della parte opposta. Aveva dato l'illusione. Sì, l'illusione dell'autogol sul tocco di un giocatore cosmico, c'è andato dentro il campo anche Tosetto. E qui solo in mezzo al campo Silon, non marcato. Di girarsi, di andare al mercato a fare la spesa per Silon. Qui la testa dei ragazzi di Tosin è anche quella di dover recuperare, quindi possono prendere anche un po', diciamo, quello che è il dover giocare. Qui intanto un errore gratuito dello Jesolo, di Alemao, che non si intende né con Digao né con Silon. Digao comunque fa segno di intesa con il suo portiere. Intanto ora tiro di Arraz, resta in campo il portiere Panico. Rientra intanto Sagna al posto di Filippin, autore del gol che aveva momentaneamente, diciamo, riaperto, portato quantomeno sul meno tra i suoi, ora sotto ancora di 4 reti contro lo Jesolo. Sì, ha talmente tanta tecnica e qualità lo Jesolo che quando vuole può tenere il pallone per un paio di minuti e far girare a vuoto gli avversari. Tosetto per Raz, Moro, si fa vedere Sagna che non riceve per il pallone, che va da Tosetto, Tosetto per Moro, che resta la sua corsa, da ancora indietro per Tosetto, il pallone però esce, dunque sarà laterale per la squadra che rivede in campo Raffigna dopo qualche minuto di riposo in panca di mister Peruzzetto. Che non è ancora uscito, mi pare, dall'inizio del secondo tempo Silon, sempre tenuto in campo da mister Peruzzetto. Palla per Sagne, non precisa. 0 falli ancora fin qui commessi nel secondo tempo. Sì, c'è poco da dire in questo secondo tempo, sì, 2 gol, però comunque predominio della squadra che era in possesso di palla con Raffigna. Tosin, lo sentite in sottofondo della sua voce che si arrabbia con i suoi perché non fanno pressione. Sì, ci crede ancora il mister della formazione cosmica. Certo, perché giocare in tranquillità è lo solo modo dallo Jesolo. Panico intanto scarica per Raffigna, ci crede ancora, perderà anche lui la voce. Palla intanto tra le mani di Panico. Sì, la partita è ancora lunga, 11-20. certo la differenza è tanta, lo svantaggio è di 4 gol, ma non deve mollare la squadra del Cosmos 9. Intanto c'è il fallo ed è arrivato appunto anche il primo fallo, questo è il numero 10 Munteanu. Munteanu, sì, ha trattenuto il giocatore avversario. Anche questa partita corretta, entrambe le squadre sono più concentrate
nel raggiungere la finale che nel commettere situazioni fallose. Moro intanto sul punto di battuta, Valdresca sistema la barriera, c'è solo Monteanu, vedremo se andrà a calciare direttamente in porta. Moro, scambio con Tosetto, traversa piena, giocata spettacolare, qui meritava il gol, è la seconda traversa, la rivediamo. Sì, ci vorrebbe anche un po' di fortuna qui per il Cosmos 9, bellissimo il tiro di Tosetto, lascia partire un bolide, si stampa sulla traversa, anche sfortunato appunto, il ragazzo in maglia 11 che porta il pallone in questo momento. Vediamo se Mr. Tosin non verrà ancora qui, tanto Monteano elude tutti quanti, va a calciare, rimetterà dentro ancora Zuccon, portiere di movimento. Sì, è una soluzione che dovrebbe secondo me cercare, visto lo svantaggio, almeno aveva portato al gol, l'unico gol effettivo del Cosmos 9. Si rialza proprio Zuccon con la maglia rossa del portiere di movimento, pronti a rientrare Filippin e un altro giocatore, non leggo la pettorina, non le fanno più trasparenti. Moro da Panico, il portiere del Cosmos, cade per un passaggio che però viene intercettato da Sakirowski, lo scambio con Monteano si gira, Moro a far carambolare su Rafinha, poi Rafinha tiene vivo il pallone per i suoi, E qui un ballo gratuito inutile, e si prende il cartellino giallo. gesto di stizza qui non serve a niente da parte del numero 4. Tornano Panarotto, Filippine e Hamza. E lo rivediamo qui, stava controllando il pallone Rafinha, è entrato direttamente sul polpaccio, fortuna non ci sono i tacchetti. Avrebbe lasciato il segno. È in piedi comunque davanti alla panchina del Cosmos, Rafinha con Digao pronto a rimettere in gioco questo pallone, 10-13 da giocare, 5-1, una delle partite con più margine fin qui viste, anzi quella con più margine a livello di C1, tiro di Monteano, voleva una deviazione che c'è stata. Con 2 gol di margine fin qui l'altra partita, la seconda partita appunto con più reti, ed era stata appunto quella vinta dal Futsal Jesolo contro l'Union Borgo per 3-1 che ha portato la squadra jesolana a questa semifinale. Rientra intanto Zuccon, portiere di movimento, dopo qualche minuto di stand by chiesto da Mr. Tosin, ultimi 10 minuti, 9:50, 4 gol da recuperare, tanti, troppi, soprattutto per quello che ha dimostrato e fatto vedere lo Jesolo questa sera. Ma Sempre in mai partita dire fin qui mai. lo Jesolo. Il tiro intanto di Zuccon che si arrabbia con i compagni che non sono andati a cercare la profondità sul secondo palo nel tiro passaggio. Qui intanto Hamza recupera il pallone, rientra Zuccon tra i pali, tra i pali, poi portiere di movimento. Zuccon che tra l'altro ha anche fatto una parata prima con la maglia del portiere di movimento. Moro rischia di perdere il pallone, si sbraccia, attenzione, rischia che secondo giallo, Monteano di prepotenza e poi Moro si prende il secondo giallo e viene anche espulso, rischia Filippin, secondo giallo a 9:11, 10:49. Sì, lo rivediamo ancora qui, va via Monteano, lo trattiene Moro, poi decide di scaricare in porta, la porta è sguarnita e quindi arriva il gol del 6-1. Cito quello che ho detto nella partita di oggi, fine primo set. Ah già, fine primo set, poi tra l'altro era finita 7-1 anche, quindi si era andato anche oltre e Non c'è nulla da dire qui, effettivamente. stanno protestando quelli del Cosmos, ma alla fine ha dato la continuità dell'azione perché Monteano, che ha fisico e ha segnato il gol del 6-1, è andato avanti a testa bassa e Moro si è preso
il secondo giallo, sacrosanto. Sì, la trattenuta è evidente. Ah sì, 6-1. Adesso anche con l'uomo in meno il Cosmos 9 si è anche seduto in panchina sconsolato, mister Tosin, pronti a ripartire. Intanto il direttore di gara indica sono in 3 i giocatori, quindi si può tornare a giocare senza nessun problema. Un 2-3, un pasito bailante Maria. I Vamos. Anzi no, un 2-3-4, perché è stato espulso dopo che era finita l'azione. Sì, se no sarebbe stato espulso, era giusto, un 2-3-4. È come se fosse stato seduto in panchina. Esatto, giusto. Allora si riprende. Infatti ha fatto bene il direttore di gara Baruffi di Treviso, perché il Cosmos era in campo con 3 giocatori. Hamza intanto, Filippin. Ci chiede di più Baruffi che il Cosmos. Panarotto, pesante il passivo. Sempre in partita il Futsal Jesolo, mai realmente impensierito. Anche dopo il primo gol del Cosmos 9 sono arrivati successivamente i gol di Rafinha e Munteanu a confermare la superiorità finale che fin qui sarebbe meritatissima della squadra granata. Panarotto che si gira, ma Rafinha ci mette un pezzo del corpo per dire di no. Hamza ancora, lo scambio per Filippin si allunga il pallone, lotta con Digao, ancora Filippin per Panarotto. E qui forse servirebbe anche la richiesta di un time out da parte di mister Tosin, che lo chiede, ti ha sentito. Al prossimo possesso palla Cosmos arriverà anche il time out di Roberto Tosin, che ha consegnato il foglio al cronometrista, il signor Pesce di Mestre. Intanto è rientrato anche Biondo, Rafinha, Silon, palla recuperata da Alessio per il Cosmos. Adesso c'è quiete in tribuna, non si fanno più di tanto sentire neanche i tifosi dello Jesolo, sono tranquilli, potrebbero anche tirare sulla copertina sul divano qui alla Belbote Arena. 5 gol di vantaggio con Hamza che sbatte su Silon e riparte Filippin che si riprende il pallone. 7:30. E qui sul contropiede Rafinha non dà l'appoggio a Silon e poteva creare una situazione di 3 contro 1. Panarotto tocca il pallone ora ad Hamzauda, che è il numero 2, che ha parlato poco fa con la sua panchina, non ho capito cosa abbia chiesto. Palla avanti intanto per Alessio, lo scambio per Panarotto. Silon di gran carriera esce bene dal campo, viene spinto, quasi va a travolgere Tosin. Alessio, la spinta comunque mi sembrava da parte di Hamza. Intanto arriva anche il time out di mister Tosin, che andiamo ad ascoltare. Entriamo duro, fino alla fine. Stiamo prendendo per il culo, cazzo, dai. Oh, voglio cazzo, vai ragazzi. Siamo fila, già ci dai. La sirena a riportare le squadre in campo E vedremo quali saranno state le ultime indicazioni del mister del Cosmos 9 a cercare con le ultime speranze, ultime energie in questi 7 minuti e 5 che mancano al termine dell'incontro. è il suo lavoro, ma difficile trovare uno sprint, un qualcosa per dare. Intanto c'è dentro in campo anche con il 5 Biero. In questa condizione, in questa situazione, trovare le parole giuste, trovare quegli appigli non è semplice. No, sto bene qui e non nei panni dell'amico Roberto Tosin. . 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
intanto Jesolo con Biondo che scarica dietro per Digao, che cerca di allungare ancora per Biondo, tiene vivo il pallone Biondo, glielo porta via Hamza e poi scivola a terra, si prende il fallo. Biondo tra l'altro non era ammonito, no, ha segnato il gol. No, l'unico... Anche perché bisogna fare attenzione anche ai gialli, c'è Digao ammonito, invece e c'è ammonito Rafinha, nella scorsa partita, esatto, sì, in diffida, Rafinha. quindi insomma sono i due che rischiano. Sì, con il risultato di 6-1 Sì. sarebbe una stupidaggine. Ma molto stupidaggine. Digao ancora in campo, Rafinha invece è in panchina. Rafinha che è stato l'uomo immagine, l'MVP di questa sfida, una sfida che continua con Alessio fermato da Sakirovski, si tirano le maglie i due, fa continuare il direttore di gara giustamente, Digao per Sakirovski, gli sbarra la strada Alessio, Panicco riprende il pallone e lo serve ad Hamza, 5:50 da giocare. Viero, lo scambio cercato per Alessio, Silon riparte, Biondo, puntata alta, c'è però una deviazione, quindi Alta, ma mi è parso che abbia toccato con il polpastrello Andrea Panico. confermo, visto che si riparte dal corner. Intanto è entrato anche l'altro portiere, non c'è più Beldresca, ma c'è con il 22, no, con il 29 Friedman, giusto, sì, aveva giocato già anche ieri gli ultimi scampoli di partita, aveva fatto vedere anche buone cose. Quella che è stata una partita al cardiopalma, a quella di ieri. Vinta sì con un gol allo scadere di Digao. Viero intanto che non arriva a battezzare il passaggio del compagno. E io vi ricordo appunto, come stavamo parlando poco fa, a fine partita sarà scelto l'MVP, quindi restate connessi con noi anche nel dopo gara. Riceverà la sua carta, attenzione Lo perché c'è scambio Silon per il 7-1 di Sakirovski che voleva quasi uscire qui dal campo. stava per aprire le porte di emergenza sottostante il telone bianco della Belboté, e quindi a parte la doppietta di Rafinha, il Futsal Jesolo porta 4 giocatori a segno con Biondo, Silon, Sakirovski e Munteanu. Rivediamo qui l'1-2, semplicissimo mettere in porta il pallone per Sakirovski. Ah già, E appunto riprendiamo. ecco, in questi casi penso che quanto sarebbe bello poter dire boh, finiamola qua. Purtroppo Sì. il Cosmos Credo che anche i giocatori sì. del Cosmos adesso li vediamo rassegnati, Demoralizzato. ancora in piedi comunque mister Tosin. Tra l'altro, questa chicca me la tengo io, avversario venerdì prossimo, nella seconda di ritorno, si ritroveranno di nuovo di fronte l'una all'altra, queste due squadre qui intanto, Friedman diceva Danza, Gran destro di torneranno, il Cosmos avrà l'occasione buona per rifarsi, certo è che questa sconfitta è sicuramente Amarissima. amarissima, pesante. Sì, in campionato nel precedente era finito 3-3, come avevi citato tu, Sì. a inizio gara doppietta E di chi aveva Rafinha. segnato una doppietta? Rafinha. E doppietta Zuccon, poi Alemao e Baù da una parte all'altra. Sì, un Zuccon ancora secco in questa competizione, è la prima partita che fa, era squalificato ieri. Panico, Zuccon, Viero, Sì, ormai non vuole nemmeno più tenere il quinto di movimento, mister Tosin ma a questo punto rischierebbe di diventare solo un passivo più pesante. Hamza intanto, ancora Friedman, litigano i due ma la meglio ancora Friedman. E come vi stavo annunciando prima, vi ricordo che al termine della partita sarà premiato l'MVP che riceverà la sua card Roblox personalizzata, e quindi seguiteci, restate ancora con noi in questi ultimi minuti di gara. Lo scambio per Sakirovski, poi Panico fa carambolare il pallone addosso al portiere del Cosmos, il 31, si era mosso Alessio davanti, non è stato visto, si arrabbia un po' con i compagni, Zuccone su di metà campo, 3:40, Tosetto, scodella per Zuccone, ma Sakirovski ci mette la testa, siamo già proiettati a domani, possiamo già pensare a domani, un derby tutto veneziano tra Futsal Marco Polo e Futsal Jesolo, chissà
cosa ci regaleranno questi giocatori, forse a livello di energie ha speso di più il Marco Polo, Udino. Sì, il Marco Polo sicuramente ha fatto più difficoltà per raggiungere la finale a livello fisico, ha dovuto spendere molto di più, opposta invece la situazione dalle parti iesolane, con una partita sempre ampiamente condotta. Nel secondo tempo, oltre ai gol, si è chiuso in difesa e quindi mantenendo anche salde le energie. Citato il time out dello Jesolo, allora andiamo ad ascoltare mister Peruzzetto con i microfoni e le immagini di Futsal Veneto TV. Non abbiamo bisogno di fare l'ottavo, ascoltatemi un attimo, non abbiamo bisogno di fare l'ottavo per prenderci un contropiede di 3 contro 1 e a parte che salta fuori il gol, ma rischiamo di fare il fallo, l'ammonizione, tutte queste cose qua. Non abbiamo bisogno di questo, giochiamola, siamo corti, se la palla va lunga andiamo lunghi, ma non prepariamoci lunghi ad aspettare la palla, ok? Restiamo corti, se c'è l'occasione palla lunga andiamo in velocità, altrimenti restiamo corti, ok? Siamo in serie. Rieccoci in campo con la sirena che ha riportato sul terreno di gioco della Beibote Arena i 10 protagonisti. Mauro si è già andato a fare la doccia dopo l'espulsione in una partita, possiamo dire, magari non del primo minuto, ma quasi sempre a senso unico in favore dello Jesolo, Udino. Sì, non è sceso in campo, mi dispiace dirlo, per il Cosmos 9, però ha sempre subito la differenza di qualità con il Futsal Jesolo messa qui in campo. Il campionato appunto è arrivato un 3-3, oggi hanno tirato fuori qualcosa in più i ragazzi di mister Peruzzetto e meritatamente, non si può dire altro, meritatamente raggiungono, salvo sorpresoni, raggiungono la finale. Le sorprese si trovano dentro l'uovo di Pasqua, domani è la Befana, difficile secondo me, anche se mancano 2 minuti e 25. Allora probabilmente carbone per il Cosmos 9 nella calza. Qui Sagni scaraventa. intanto di potenza a prendersi il laterale sul tocco di Capitan Biondo. Scivola Tosetto, Biondo gli porta via il pallone, viene fermato poi da Raz Nazar che gioca sul campo, prende ancora il pallone, poi in un secondo momento Monteano glielo riprende, Friedman intanto caccia fuori la sfera, Ma aveva altre soluzioni qui, riceve Friedman l'approvazione pressato. anche di Sakirovski. Sì, non poteva fare altrimenti Friedman, pressato da Sagne. Raz intanto lo scambio con Tosetto, viene portato fuori spinto, adesso c'è il fallo di Arras sul numero 11 Ungar Alves. Disperato anche il piccolo tifoso Cosmos, non è felice, la sua squadra ci ha provato timidamente, Jesolo però troppo forte. E sappiate amici da casa che quando ci sono le battute dal test, se non do risposta è perché non posso rispondere, sto ridendo. Benissimo, bravo Udi. 1,22. Poi io andrò giù a braccare Rafinha, ormai l'abbiamo detto dal secondo minuto del secondo tempo, quando ha segnato il suo 2/3 gol. Abbiamo detto lui come MVP, un giovane di valore. Quasi 2006 per un mese, nato a fine ottobre, 2 mesi. Quindi giovanissimo Rafinha, in arte Rampton Junior Rafael. 1-0-4, ultimo minuto in questo momento
intanto anche Alemao è andato a riposare, non si è più alzato dalla panchina, poi quando arrivi a un certo punto anche mister Peruzzetto ha fatto bene anche a gestire gli uomini, Sì, a gestire anche le energie soprattutto. C'è una finale da giocare domani. Allora andiamo con il programma, anzi no, dai, ce lo teniamo dopo il programma, per quando saremo giù in campo, che saluteremo tutte le nostre fans da casa. «35, 34, 33, 32, 31, 30 è il countdown che ci porterà a questa finale. È in piedi Tosì, è in piedi anche Hamza, si ferma Tosetto, continuano Monteano, si riprova, poi Biondo si prende il pallone ed è finita qua, sicuramente palla per Unger Alves, scorrono i secondi, palla Biondo, non c'è più pressione, applausi e tutti in piedi per il Futsal Jesolo che si porta a casa questa finale domani pomeriggio 19. Sarà in campo come Marco Polo, ci vediamo tra poco giù. Anche il pubblico giunto fin qui alla Bel Beauté del Futsal Jesolo esulta per questo sonoro 7-1, nulla da dire, vediamo anche la delusione, la rabbia, lo sconforto tra le fila del Cosmos 9, non è mai stato in partita, un sonoro 7-1 darà la carica probabilmente per la finale di domani, Marco Polo Futsal Jesolo, ore 19, poi prima vi aspettiamo per la finale di Supercoppa Arzignano, per la finale scusate di C2 Arzignano Mestre Fenice, e poi c'è la Supercoppa Antenore contro Verona. E intanto attendiamo anche l'arrivo del nostro caro numero 47 Rafinha, che premieremo con l'MVP di questa partita, ampiamente meritato, c'è da fare i complimenti però a tutta la squadra del Futsal Jesolo, ha offerto una prestazione convincente. Eccoci qui live da bordo campo in attesa che arrivi Udino, poi avremo qui al nostro fianco l'MVP di questa partita Rafinha, grazie Andrea che così posso vedere come mi muovo passo a basso, tanto ci sono i bambini vanno benissimo, non c'è problema. Jesolo che raggiunge in finale il Futsal Marco Polo domani alle 19, terza finale. Udine sta baciando tutte, non arriva con il cartellino di Roplos MVP. Lo Jesolo festeggia, vogliamo Rafinha. Eccoci qui, vado a chiamarlo io Rafinha, aspettiamo un secondo perché fanno la stanno foto, ancora esultando. Guglielmo, mandami Rafinha dopo. Eccolo qua. Beh, no, ma c'è la foto, vai Vai, fare la foto prima. Dai, però fa veloce, dai, Fast and Furious. Ha un selfie addirittura. Ah, no, io ho già mangiato i bigoli, Non puoi più usare questa ho già battuta, mangiato, esatto, utilizzata. ma ancora un altro buono però, perché non ho bevuto la birra. Ma c'è anche il panino con l'affettato. No, ma adesso stasera basta. Un panino rafforzante prima di andare a dormire, no? Insomma, è arrivata la foto. Arriva qui il giovane Rafinha, si fa male il giocatore che domani non gioca. Eccoci qui, grandissimo Rafinha, complimenti, vieni pure qui tra di noi. Ciao, complimenti Boccia. Vieni qua avanti se non ci vedono. 2 gol e 3 quarti, 3 gol, l'importante è aver vinto questa partita e l'avete vinto anche in modo netto. Jesolo veramente di un altro pianeta, l'abbiamo detto più volte. Sì, oggi abbiamo giocato bene, abbiamo lavorato tanto la ultima settimana, quindi questa vittoria è di tutta la squadra, di tutta la società e adesso riposare perché domani c'è la finale e dobbiamo vincere. Udino, l'MVP, Eccoti qua, il premio MVP, poi sai che puoi andare di sopra nell'angolo rotture della Roploz, lo chiamiamo così per ridere,
un premio MVP in cui potrai scegliere quale dei 2 gol avere un highlights, un breve video, e sicuramente domani una piccola domanda: arrivate con le energie contate, dovrete stare attenti, sarà un derby comunque perché vi aspetta il Marco Polo. Sì, sicuramente domani è un'altra battaglia che, come ho parlato già, dobbiamo riposare bene perché dobbiamo vincere e voglio vincere. Allora complimenti. Molto buon ragazzo, complimenti. Obrigado. Ciao. Rafinha è felice tutto lo Jesolo, non è felice ovviamente il Cosmos 9 e dopo paga da bere, ha detto Rafinha, paga da bere come MVP, intanto Baù che con il cappellino sperava di essere in campo, non c'è stato. Domani è il giorno delle finali, domani partiremo alle 14 con la Supercoppa dei protagonisti dello scorso anno tra Antenore e Antenore Sport Padova e Verona. L'Antenore vinse qui la Coppa proprio un anno fa, poi la prima finale di C2. Poi abbiamo la prima finale di C2. Hai studiato, no? Appena adesso. Prima finale di C2 tra Arzignano e Mestre Fenice, ore 16:30, e poi invece alle 19 proprio qui il Futsal Jesolo contro il Marco Polo che ha vinto la partita prima, e quindi 2 delle 8 corazzate della C1 che hanno divertito in questi primi 3 giorni. Domani l'ultimo giorno finalmente, grazie a Roplotz, partner tecnico, grazie a tutti i volontari della FIGC, i ragazzi, poco ragazzi insomma, di questa competizione della FIGC, Osvaldo, Luca, dietro Alessandro, le quinte, numerosissimo. il Giorgione dietro le quinte, ovviamente un grazie e un abbraccio. In 2 forse riusciamo ad abbracciarlo Michele Giambattista, capo di Futsal Veneto TV con il figlio Andrea, insomma tanto lavoro. Domani però saremo qua tutti perché domani dobbiamo farci anche una fotona tutti insieme, perché chi ha lavorato dietro le quinte merita di essere visto. Da Stefano Testoni e Dino Baggio, la buonanotte, mi raccomando andate a letto perché domani ci aspetta un'altra grande giornata di futsal. carichi Viva per il domani. futsal. Ciao.